Bentornati su Zwischer Channel. Subito dopo la pubblicità e titoli, una nevicata che non convince a Padova ma a convincere è il vento, un articolo che viene pubblicato sull'Espresso che incrimina la città di Padova e per finire la Biancoscudati Padova che consolida sull'Alto Vicentino più 5. Questo è molto altro, dopo la sigla. Questo programma è presentato da Con On The Road vi abbiamo portato nei posti più sperduti tutto attorno al mondo, ma con la nostra bicicletta abbiamo deciso di farvi intraprendere un viaggio anche qui a Padova. On The Road Cycle Route Edition, prossimamente su Zwischer Channel. Il vento supera di gran lunga la nevicata. Quando la segnaletica orizzontale è diversa da quella verticale, Padova raccontata in un servizio dell'Espresso e infine i biancoscudati che vincono e si portano più 5 sull'Alto Vicentino. Eccoci, bentornati in studio. La nevicata che era stata prevista per giovedì scorso non è stata una previsione molto azzeccata, mentre è stata azzeccata la previsione del vento, anzi fin troppo, perché come abbiamo visto molti sono stati i disagi. Se la neve non ha provocato quasi niente, anche perché accompagnata dalla precipitazione di pioggia non ha neanche attaccato sul suolo stradale, molti invece sono stati disagi, alberi abbattuti dal vento, anche parecchi cartelli stradali che si sono divelti sotto la forza dei venti che hanno spirato giorno e notte per venerdì e sabato. Adesso parliamo dell'articolo venuto fuori sul settimanale Espresso che penalizzerebbe Padova e la condannerebbe come una città veramente in via di degrado. Effettivamente questo malcontento è anche espresso appunto dai padovani, ma vorremmo che dicesse la vostra sul nostro sito, il nostro nuovo sito web su www.zwischerchannel.com/Google Sites e dite la vostra appunto opinione su cosa ne pensate di questo articolo. Questo articolo dice la verità o no? Anche se non l'avete letto potete leggere il riassunto che vi faremo sul sito, votate e fateci sapere la vostra opinione. Adesso ci trasferiamo a Selvazzano per farvi vedere questo capolavoro di lavoro stradale, dove appunto la segnaletica indica una cosa, la segnaletica verticale, mentre quella orizzontale ne indica un'altra, una pista per attraversamento pedonale e ciclabile, mentre i cartelli appunto segnano solo l'attraversamento pedonale, uno spreco di materiale. Bene, passiamo ora alla pagina sportiva perché il Padova, Biancoscudati Padova, vincono 3-1 contro il Tamai, portandosi a più 5 sull'Alto Vicentino che invece ha perso con la Sacilese per 2-0 e appunto la prossima gara sarà contro il Mezzocorona, mentre portandoci sulla Serie B il Cittadella contro il Pescara fa 1-1 in ultima, proprio viene beffato dal Pescara con un gol proprio a fil di tempo. Bene, grazie per averci seguito, io vi invito a seguire Zwischer Channel anche se appunto come vedete viene pubblicato poco, non è che non stiamo lavorando, stiamo anzi lavorando il doppio per registrare gli episodi che vedrete prossimamente. Quindi rimanete sempre qua, noi ci rivediamo martedì prossimo ore 20, sempre qui Zwischer Channel News. Grazie per averci seguito.